Presidente Valenti, stasera a riunione per incentivare questo calcio a 5 si sta organizzando il torneo di calcio a 5 di Serie D maschile e femminile. Sì, l'intenzione di questa delegazione è di far partire questo girone di calcio a 5 sia maschile che femminile. Devo dire che oggi la riunione è andata bene perché diverse società si sono presentate all'appuntamento in delegazione per parlare, per vedere di come riuscire a incentivare questo calcio a 5 nella nostra provincia. C'è tanta volontà da parte di tutti, c'è grande volontà specialmente dalla nostra delegazione con l'appoggio del Comitato regionale del Presidente Lopresti, e quindi tutti assieme miriamo e speriamo di quest'anno riuscire a poter concretizzare con la collaborazione delle società nel riuscire appunto a far decollare un girone di calcio a 5 che può essere o provinciale se il numero delle società permettono, o interprovinciale con la collaborazione di Caltanissetta, al fine di dare spunto alle ragazze delle varie società di fare esperienza e di conseguenza incrementare in tal modo anche il calcio 5 della nostra delegazione. La FIGC che vuole andare incontro alle società perché mi pare di aver sentito ci sono diverse agevolazioni per queste società che vogliono affacciarsi a questa disciplina. Sì, praticamente la federazione, così come in terza categoria, offre la gratuità di una parte dell'iscrizione, ma di una parte delle tasse, diciamo, che predisposte per l'iscrizione in terza categoria, anche per il calcio 5 Serie D maschile e femminile c'è una gratuità dell'iscrizione che ammonta a circa 500 euro. Poi c'è anche qualche altra piccola ricompensa che il nostro Presidente Lopresti darà a queste società al fine di poter incrementare e dare promozione a questa attività, dove paradossalmente, come ho detto oggi, nella nostra provincia ci sono pochi campi stati di calcio a 11, ma tante società di calcio a 11. Nella nostra provincia invece ci sono tantissimi campi di calcio a 5, però ci sono poche società che effettuano e partecipano ai nostri campionati di calcio a 5. Noi vogliamo dare più spazio anche a questo calcio a 5, sia maschile che femminile, vogliamo fare promozione non solo per la Serie D ma anche per il settore giovanile. Quindi diciamo a tutti di avvicinarsi a questo calcio a 5 dove ci sono le premesse per poter divertirsi sempre attraverso un'attività motoria e attraverso una continuità del calcio che può essere sia 11 che in questo caso anche 5. Vincenzo Piscopo della società di Concordia di calcio a 5, oggi riunione alla Federazione Italiana Gioco Calcio per stabilire alcune cose. Sì, si è appena terminata la riunione per l'organizzazione della Serie D maschile e femminile presso la sede di Agrigento per la FIGC. Entro il mese di settembre dovrebbero chiudersi le preiscrizioni per merito ai campionati di Serie D sia maschile che femminile, e quindi si è cercato di dare le linee guida per effettuare questo campionato all'interno della nostra provincia o eventualmente allargarsi alla provincia di Caltanissetta. Come vi state preparando a questa nuova avventura? Noi partecipiamo al campionato di Serie C2 di calcio a 5, quindi al massimo siamo interessati in merito alla femminile. Quindi è un campionato di Serie D un po' per aprire la nostra società a questo nuovo mondo del calcio. Noi ci occupiamo di futsal e quindi ci piacerebbe che il futsal sia maschile che femminile si possa un attimino ampliare proprio nella nostra provincia.